In attesa dei quarti di finale di Champions League che inaugureranno per entrambe le squadre la prossima settimana la fase clou della stagione, il Palaverde ha accolto il grande classico del volley femminile italiano, la super sfida tra la capolista Imoco Volley e la seconda in classifica Ligor Novara. È arrivata la 49esima vittoria consecutiva per le Pantere di Conegliano, la 23esima in fila di una regular season che a questo punto l'Imoco vuole chiudere imbattuta sabato prossimo a Chieri. Ma prima tocca alla Champions con la trasferta per le Pantere mercoledì a Scandicci nell'andata dei quarti di finale, mentre martedì a Istanbul contro il Fenerbahce toccherà alla Igor Novara. Nel primo set la partita è bellissima nelle fasi iniziali, con le due squadre che combattono a suon di colpi di alta scuola. Washington al centro è una spina del fianco per la difesa veneta, con le sue micidiali fast. Il primo allungo porta la sua firma. Novara insiste con grande pressione in battuta grazie ai missili di Herboz e soprattutto di Hancock, la miglior interprete del campionato in questa fondamentale. Ma le Pantere rispondono colpo su colpo con una Paola Egonu che gioca un set irreale, 9 su 10 in attacco per l'opposta azzurra e 10 punti. Trascinata dalla bomber di Cittadella, l'Imoco prende fiducia. Folì e Butigan al centro, mentre Robin de Cruyff e Sara Farr sono lasciate a riposo per motivi precauzionali, danno ottime garanzie. Adams interpreta bene il gioco veloce ispirato da Voloz e Miriam Silla svolge il suo volume di gioco a menadito sia in difesa che in attacco. Le Pantere prendono la testa e poi allungano ancora con il muro. Muro che farà la differenza, 8-1 il conto finale. Ligor si innervosisce e sbaglia qualcosa nella parte finale del set, spianando la strada al 25-19 per l'Imoco. Il secondo parziale è quello più interessante, con l'Igor Gorgonzola che parte fortissimo e scava un solco importante grazie ancora alle battute di Mika Hancock. Il vantaggio arriva fino al più 5, 8-13, però l'Imoco di quest'anno non molla un centimetro, figurarsi con le rivali storiche di Novara, e riprende a spingere sull'acceleratore. Egonu Mura e Conegliano risale a -2. La squadra di Lavarini risponde ancora trovando uno dei pochi punti di Smarzek un po' in ombra. Poi un altro bel rush di Washington, la migliore dell'Igor con 11 punti, porta Novara ad allungare di nuovo a più 5, 13-18. Time out di coach Santarelli che getta della mischia Kimberly Hill, la risposta della bionda di Portland che sarà MVP del match, votata tramite i social, è perentoria e l'Imoco rimonta con un parziale di 9-1 e nel concitato finale, nonostante una Washington sempre presente, riesce a vincere 25-22 con il punto finale di Miriam Silla. Il terzo set vede l'Igor rivoluzionare il sestetto con la testa ad Istanbul, dentro tutta la panchina e l'Imoco ne approfitta per allungare 6-1 con le battute di Egonu e Hill. Le giovani della Igor però non mollano e con Zanette e Battistoni riescono a ritornare molto vicine fino al 10-9. La grande rincorsa però non si corona e le Pantere di casa non si scompongono. Riprendono a spingere con una Hill essenziale e i soliti turni di battuta micidiali di Egonu, a cui fa da contraltare anche un'ottima Raffaela Folì, capace di 11 punti con il 72% in attacco e i due muri. Il gioco di squadra delle Pantere è granitico e il punteggio si dilata per chiudere alla fine 25-18 con l'ennesimo 3-0 per la squadra giallo-blu. Sì, siamo molto contenti. Per questo tutti noi 14 siamo pronti sempre. Così io sono contenta che io posso fare il mio lavoro quando la mia squadra mi serve. Sì, voglio dire grazie a tutti per noi. Ci mancate tanto. Alla prossima.